speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1 per un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle ormai imminenti elezioni politiche del 4 marzo 2018. Nostra ospite Isabella Gianelloni, ben ritrovata, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Candidata al Senato, collegio uninominale Treviso 3, il collegio che comprende la parte centro-orientale della Marca trevigiana, diciamo da Vittorio Veneto fino a Mogliano, tutta questa fascia della provincia, con Conegliano, il capoluogo e i vari altri centri, e candidata, lo ricordiamo, per il Partito Democratico e la coalizione di centro-sinistra. Isabella Gianelloni, lei è docente di storia, si è occupata anche con alcuni studi, pubblicazioni appunto di storia in generale, insomma, quindi dell'aspetto culturale. Ecco, allora, la cultura si dice spesso può essere volano di sviluppo, deve essere volano di sviluppo. Qui nel nostro territorio abbiamo avuto anche la candidatura alla capitale della cultura 2020, questo progetto promosso dal Ministero, dal Comune di Treviso, dal Ministero dei Beni Culturali Italiani. Poi non è andato a buon fine, però appunto un esempio, come dicevo, di quello che qualcuno, ribaltando un celebre slogan, dice: con la cultura si mangia. Appunto, la cultura può essere anche uno volano di sviluppo, è d'accordo? Sì, lei mi dà un assist meraviglioso. Proprio Treviso, da un po' di anni a questa parte, tornava ad essere la città che merita di essere, oltre ad essere bellissima, e questo si sa, una città di provincia, di piccole dimensioni, e però con uno scrigno d'arte e di bellezza, no, che va tutto scoperto. E da un po' di anni a questa parte va detto che Treviso ha iniziato anche qui un cammino che non si può esaurire in poco tempo, è un cammino che deve continuare, perché si nota come ovunque si sia uno stimolo dal punto di vista culturale, di riscoperta, valorizzazione dei beni culturali e artistici, delle tradizioni culturali anche, della bellezza, dei paesaggi. Per cultura è un po' tutto, insomma, non è, è una parola anche questa che va riempita poi di altri contenuti, sono il nostro petrolio, insomma, ciò che noi abbiamo di migliore. Abbiamo due cose noi siamo, ripeto, in Veneto, la prima regione a vocazione turistica d'Italia. Abbiamo chiaramente Venezia, che da sola fa, no, la parte del leone, è proprio il caso di dirlo, però abbiamo un territorio, altre piccole città che nulla hanno da invidiare, no, come quantità di bellezza. E quindi noi siamo proprio in un luogo che merita di essere riscoperto, di essere valorizzato, proprio attraverso questo tipo di cose. I dati del Ministero dei Beni Culturali sono incredibili, c'è 45 milioni e mezzo di visitatori dei musei lo scorso anno, sono un dato veramente incredibile. E in questi milioni di turisti sono presenti anche quelli che sono qui a Treviso e nella Marca trevigiana. Anche qui è necessario, da un lato, io credo, andare a valorizzare ancora di più e aumentare anche la spesa nazionale nei confronti della cultura, perché si sa che un euro investito in cultura sono 10 euro guadagnati da un'altra parte, quindi è un investimento altro che Bitcoin, questo sì è un investimento fruttuoso. Secondariamente investire in cultura significa però cominciare da dove la cultura nasce, ovvero dalle scuole. Infatti alla cultura si lega appunto anche il tema della scuola, dell'educazione. Lei, come dicevamo, è un insegnante, quindi sensibile, oltre a conoscere bene questa realtà. Bisogna intervenire anche lì sulla nostra scuola. Sì, aver assunto migliaia di nuovi insegnanti è stato un grande passo avanti sicuramente. Gli investimenti per migliorare le strutture scolastiche
Anche queste sono delle cose doverose. Credo che però vada fatto qualche passo in più, ed è questo l'impegno che io mi sento di prendere nel caso in cui dovessi diventare sematrice. L'impegno che mi prendo è quello di lavorare a testa bassa perché la scuola torni ad avere la dignità che deve avere. È troppo spesso considerata non tanto dalle strutture pubbliche quanto in generale da tutto il mondo che gira intorno alla scuola, che poi è tutto, insomma, le famiglie e quant'altro, deve tornare ad essere il centro degli interessi e delle preoccupazioni. Nella scuola già avviene tutti i giorni l'integrazione. I bambini di ogni estrazione sociale, culturale, etnica litigano fra loro, vanno alle feste fra loro, parlano in italiano fra di loro, e quindi già l'integrazione, i bambini io li vedo non hanno nessun tipo di interesse su, no? L'unica cosa che fanno è imparare questi nomi magari un po' più strani del loro, ma insomma fin là, dopodiché il problema è risolto. E poi la scuola è il primo luogo in cui si comincia a produrre cultura. Che vuol dire cultura? Perché cosa vuol dire cultura? Vuol dire imparare a conoscere se stessi, a conoscere gli altri e a leggere la realtà. Quando i dati ci dicono che buona parte degli italiani non solo legge meno di un libro all'anno, ma non è in grado di comprendere un semplice articolo di cronaca di un quotidiano locale, allora io comincio a preoccuparmi, perché chi non è in grado di comprendere un articolo di cronaca difficilmente poi sarà in grado di comprendere i messaggi che arrivano. Siamo in un mondo complesso, difficile, che però va avanti. Chiuderci non ci servirà a nulla. Alzare muri, tornare indietro, tutte cose che non ci serviranno a nulla, perché il mondo andrà avanti comunque. È necessario invece dotare i giovani, gli studenti, gli scolari e poi gli studenti e i giovani del domani ad affrontare il futuro, dotarli degli strumenti per leggere il futuro e affrontarlo, perché altrimenti rimarremo sempre indietro, mentre noi siamo l'Italia e siamo la settima potenza del mondo, e quindi siamo l'Italia e noi siamo il Veneto, che dell'Italia è una buona parte. Abbiamo tutto il diritto di avere una gioventù che può affrontare il futuro. Senta, ma dove passa la strada appunto per ridare anche quel valore, quella rilevanza sociale alla scuola che indubbiamente, come lei accennava, si è persa in questi ultimi decenni e che poi è la premessa indispensabile proprio perché la scuola possa svolgere quella funzione di formazione dei cittadini di cui ci parlava. Cioè, è una questione economica, di docenti che indubbiamente forse non sono pagati a livello di altre professioni, è una questione di strumenti, di una migliore selezione. Insomma, cosa bisogna fare per recuperare questa valenza? No, guardi, sì, gli stipendi, vabbè, ciascuno di noi si è interrogato e dice no, vorrei guadagnare di più, d'accordo. Però più che questo è proprio una questione del peso sociale che si dà alla scuola. La scuola non deve essere una fabbrica di persone buone per andare a lavorare il giorno dopo. Sì, è chiaro che il rapporto scuola-lavoro è importante, ma è importante soprattutto perché gli studenti comincino a capire che fuori dalla scuola c'è un mondo. A questo serve il rapporto scuola-lavoro, perché poi qualunque imprenditore mi insegna che adesso io comincio a formare un ragazzo primo anno della scuola tecnica, il momento in cui poi uscirà, magari i mercati saranno cambiati, no? A questo serve la scuola, non è per tornare agli antichi per i quali la scuola era il momento in cui si pensava solo a se stessi. Il mondo chiaramente è diverso, però la scuola a questo deve servire, a formare delle coscienze e delle persone in grado di leggere la realtà. Certo che se a livello sociale più generale la scuola viene considerata meno di zero, per cui hai i genitori che vengono a insegnare ai docenti come si fa a fare scuola, hai i genitori che danno comunque sempre ragione ai loro figli senza immaginare che forse i loro figli potrebbero avere anche qualche volta torto, e quindi la struttura scolastica in quanto tale è considerata una specie di parcheggio, oppure in cui ti chiedono le famose, no, se l'informatica e l'inglese, che non devono essere il fine della scuola, ma uno strumento per fare altre cose. Allora dobbiamo un po' rivedere, registrare, come si dice, la questione sociale più generale di questo paese. Proprio in conclusione, genitori che alle volte
arrivano anche ad aggredire gli insegnanti. È successo a Napoli, ma è successo anche qui vicino a noi. Ecco, è un segnale preoccupante in questo senso? Ma sì, io tendo a pensare che si tratti sempre di casi marginali, però sono il segnale di una società forse che fa fatica a interrogarsi su se stessa, fa fatica a capire dove deve andare. Questo rifiuto della scienza, per esempio, ci abbiamo messo secoli, no, perché Galileo fosse considerato, no, un padre nobile e non un pazzo. Tornare indietro non credo sia positivo. Noi dobbiamo invece aumentare quello che è la fiducia nella scienza, nel metodo scientifico, anche attraverso la scuola umanistica. Lo ripeto, la questione è sempre la stessa. E è sicuramente preoccupante mi preoccupa ciò che sto vedendo, questo sì. Però io sono fondamentalmente ottimista e fiduciosa e quindi credo che insieme possiamo farcela. Grazie a Isabella Giannelloni per averci presentato anche, come dire, le priorità nel tema della scuola e della cultura più in generale. Isabella Giannelloni, candidata al Senato per il centrosinistra, il Partito Democratico, nel collegio 3 di Treviso. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie anche da parte mia, l'invito ai prossimi appuntamenti dedicati alle elezioni 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.